Allora, Presidente, abbiamo pochi minuti a disposizione perché Prego. ci sono ancora diverse questioni interessanti e non riesco a porre tutte le domande che vorrei. Fatturazione elettronica, un altro bel problema. Anche qua torniamo al discorso del SISTRI, cioè una serie di incombenze burocratiche ancora non chiare. 243.000 imprese, Prego? stiamo parlando di 243.000 imprese, niente un po' di meno che... Ma tutte in pratica devono farlo, no? In qualche maniera, a meno che non lavorino con l'estero. Le nostre fatture, per esempio in Italia, sono neanche il 10% di quello che facciamo. Ma è un meccanismo che in teoria è virtuoso, che è applicato da pochissime nazioni nel mondo e anche in Europa, se non nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. E allora là c'era già da tempo e c'è in quasi tutte le nazioni europee. È piuttosto complesso e poi è stato presentato anche come al solito in modo terroristico, perché noi siamo abituati al fatto che se sbagliamo una virgola abbiamo il terrore dell'Agenzia delle Entrate. Perché è così di fatto? Cioè, perché purtroppo spesso gli errori formali vengono poi amplificati. Esatto. Allora, è stato fatto terrorismo perché ci sono delle sanzioni apparentemente terribili. Poi ci sono delle date, degli orari che limitano molto, soprattutto a fine mese, se uno non la mette dentro all'orario giusto dopo, insomma una serie di cose poco chiare. Forse avremmo anche in questo caso potuto utilizzare dei meccanismi di controllo diversi. Lei aveva detto l'intento è nobile, l'effetto... Sempre, gli intenti sono sempre nobili, perché la burocrazia in qualche modo nasce per difendere i deboli nei confronti dell'imperatore o del re. Era nata così. A questo servivano le regole, perché tu che sei cugino del re non devi avere più diritti di me. Quindi una struttura a parte che è la burocrazia dice le regole sono queste, tutti sottostanno a quelle. E questo è l'intento. Di fatto è diventata una cosa... Ma qua siamo andati oltre... Secondo lei potrà entrare a regime, rivelarsi poi un sistema di facile gestione? Ma io me lo auguro e immagino che verranno poi eventualmente apportati dei correttivi e che gli eventuali errori formali possano venire sanati semplicemente. Di certo anche in questo caso non si tiene conto della dimensione dell'azienda, perché un'azienda molto piccola ha le stesse incombenze di un'azienda molto grande, ma l'azienda grande ha la possibilità di coprire i costi per un'organizzazione che segue quello, l'azienda piccola molto spesso no. Quindi doveva essere modulato in modo diverso. Ma magari ci arriveremo, ce lo auguriamo. Noi abbiamo delle cose simili già che funzionano, per esempio ogni volta che lei va dal medico che le prescrive una medicina, lui la mette dentro al sistema generale, lei va, ma lei di sicuro medicine non ne ha bisogno, va in qualsiasi posto in Italia in farmacia col suo codice sanitario, le danno la medicina. Quindi il sistema c'è, ci sono i sistemi che funzionano. Si tratta di fare in modo che ogni volta che noi istituiamo qualche cosa di nuovo abbia già la struttura per farlo funzionare bene. E questa cosa è stata un po' confusa perché poi c'è una forte diatriba tra l'organizzazione dei commercialisti che ha fatto una sua società di gestione di queste cose e tutti gli altri che erano già pronti a dare questi servizi e che adesso si trovano un attimo in quindi ci troviamo in una game. Siamo in chiusura proprio. Prego. Solo una cosa, come stanno andando gli industriali che voi rappresentate di Confapi, quindi piccoli e medi? Lei è Padova però un po' ha una visione più estesa. L'anno scorso è stato un anno buono e andava ulteriormente migliorando leggermente la condizione dell'anno precedente. E questo naturalmente non è per tutti purtroppo, però le aziende che comunque erano passate attraverso i temporali, anzi gli uragani di prima ed erano riuscite a ristrutturarsi in un certo modo e a prepararsi vanno abbastanza bene. Certo che questa prospettata recessione non solo italiana ma generale e crea qualche preoccupazione perché molte delle nostre aziende sono terziste, cioè lavorano anche in settori molto prestigiosi come quello dell'auto, ma sono ciechi, ricevono un ordine di un componente che devono fare magari per le grandi aziende. E quindi una recessione potrebbe metterli in difficoltà, ma di nuovo, come abbiamo fatto in tante volte, in tanti anni precedenti, ci si reinventerà.
qualche soluzione si trova. Sì. Presidente, grazie molte, buon lavoro anche a lei, la rivedremo presto e grazie ai nostri telespettatori di averci seguito. A domani, grazie.